che a Venezia esiste la famosa Carta Venezia, che è una specie di pass, nulla ti impedisce evidentemente di abbinare il Q-code direttamente a questa card, per cui per l'apertura dei gate all'imbarco o tu ce l'hai o tu non ce l'hai. L'IMOB come il Green Pass. Per Vittorio Bonaccini un metodo semplice e immediato per verificare il possesso del certificato verde sui mezzi pubblici del Comune di Venezia. Il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori non è entusiasta all'idea di un Natale con le forze dell'ordine ai pontili dei vaporetti e alle fermate degli autobus. Se io penso esclusivamente al numero di forza pubblica che è sottratta al controllo e alla verifica del territorio per controllare i pass, dico, signori, c'è qualcosa che non va. Il coronavirus ha colpito duramente l'economia di una città che oramai si basa quasi esclusivamente sul turismo, ma forse ancora più del disastro provocato dalla pandemia, il comparto soffre quelle che Bonaccini definisce le disfunzionalità del sistema amministrativo veneziano. Invece di aiutare coloro che sono stati letteralmente massacrati e continuano ancora ad essere massacrati da questa pandemia, si astraggono completamente, rifiutando però di entrare in contatto con la realtà economica. La realtà economica è una città nella quale noi continuiamo a pagare la Tari come se nulla fosse successo, indipendentemente dal numero di clienti che abbiamo.